Quinta corsa dal Savio, una prova per buoni anziani. 1 Desio Giuslan, 2 Apocalypse R, 3 Twitter di Casei, 4 Venanzo Jet, 5 Aligero dei Rum, 6 Azalea Jet in seconda fila, 8 Zaffiro Como. Corsa che si potrebbe riassumere come un Monte Giorgio contro Lorenzo Baldi. Sono 4 i rappresentanti dalla piazza marchigiana. Si va in partenza. Stacco con veloce Apocalypse R che come prevedibile prende la testa, seconda posizione per Desio Giuslan che parte bene, poi Zaffiro Como in terza posizione allo steccato, mentre Venanzo Jet prova a scavalcare Twitter di Casei e figura in quinta posizione di fuori scoperto. Passano i primi 200 metri in 15, Apocalypse R ha preso la testa senza strappare e ora prova già a ridurre il ritmo per quanto possibile, visto che comunque i primi 200 metri se ne sono andati molto tranquilli. Rimane in seconda posizione Desio Giuslan, allo scoperto Venanzo Jet, 36 per il primo quarto di gara. Seconda pariglia esterna per Aligero dei Rum, terza in corda è sempre Zaffiro Como che precede Azalea Jet alla retroguardia Twitter di Casei. Se ne vanno i 600 metri di Apocalypse R in 46,5 e il passaggio davanti alle tribune. Apocalypse guida, segue Desio Giuslan, Venanzo di fuori, poi Zaffiro Como, ancora Azalea Jet e Aligero dei Rum, quindi Twitter di Casei. Inizia l'ultimo giro, 1:1,7 per gli 800 metri iniziali. Apocalypse R ad andare a spasso, nella sua scia sempre Desio Giuslan, al largo Venanzo Jet, inizia ad aumentare i colpi, ora il battistrada, 1:16,8 il primo chilometro, ma si allunga di là, apre un piccolo vantaggio sullo scatto nei confronti di Desio Giuslan che prova a non perdere di vista il battistrada. Di fuori sempre con caparbietà Venanzo Jet a 400 al palo, 13,9 la retta di là. Apocalypse R che imbocca in vantaggio la piegata conclusiva, sbaglia Venanzo Jet, rimane sempre secondo Desio Giuslan, poi ancora Zaffiro Como, Aligero dei Rum con Apocalypse R che entra in retta d'arrivo in chiaro vantaggio. Desio Giuslan che sul passo prova a infilarlo all'interno. Apocalypse che ha due lunghezze da gestire. Apocalypse R che vince come vuole nei confronti di Desio Giuslan che tiene a bada Zaffiro Como. 28,5 ad arrivare, 57,5 gli ultimi 8. Facile assunto per Daniele Cuglini in salchi ad Apocalypse R. Giuseppe Colantonio è proprietario del figlio di Mondiale OK che va davanti, fa un giro comodo, poi pigia sul bottone del NOS e se ne va a vincere come vuole. Apocalypse R nettissimo al palo, al secondo Desio Giuslan, al terzo finisce Zaffiro Como.